Cari amici di questo spazio privato del Presidente, che si chiama infatti il silenzio del Presidente, a che uno si chiede se è silenzio perché parla, ma è soltanto una metafora, un modo di dire che il Presidente sta solo e quindi è silenzioso. Non è molto logico, ma sicuramente chi ha orecchie per intendere intenderà, mentre invece chi non ha le orecchie è sinceramente una domanda da farsi: che cosa ha? Se non dice chi ha le orecchie, perché evidentemente ci sono parte dell'umanità senza orecchie, ma allora si potrebbe dire a chi ha occhi per vedere, chi non ce l'ha. Quindi abbiamo scoperto una nuova razza di uomini che non hanno né orecchie né occhi, e quindi occhi, beh, è diventato femminile, avevano così fatto un parto speciale. E chissà, il naso è uno, però almeno odorano, sì, forse possono odorare, questa è una cosa importante. Volevo raccontarvi una teaching story, che significa una storiella che insegna. Siamo in un paese dove esistono soltanto le biciclette, non ci sono macchine, è un paese meraviglioso, tutti si vogliono bene, è fantastico. Un giorno il nostro protagonista, a cui diamo il nome di Pasquale, gli si rompe la bicicletta. È un po' disperato perché ha tante cose da fare e dice: come faccio adesso? Il paese è grande, non ce la faccio a piedi. E si ricorda che un suo quasi amico di nome Antonio anni dietro ha ricevuto un favore da parte sua, per cui tutto contento esce da casa fischiettando e dicendo: non ci saranno problemi a chiedere la bicicletta a Antonio. Tac, 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 tac. Fischiettando comincia a pensare: ma non è che Antonio pensa che io ho qualche interesse particolare a chiedergli la bicicletta, che in realtà la mia è sana? Ma no, ma perché Antonio dovrebbe pensare a una cosa del genere? E continua tutto contento con le mani in tasca a fischiettare in questo paesino ridente, perché tutti i paesini sono ridenti, e continua a pensare: ma come fa Antonio a pensare che io voglia estorcergli la bicicletta, chissà per quale motivo? Beh, è stupido, non fischietta più il nostro Pasquale camminando. E pensa ancora: ma come fa Antonio ad avere il coraggio di credere che io non ho bisogno della bicicletta? E continua a camminare ed è sempre più scuro il volto, e comincia a pensare in maniera sempre più violenta e pesante. È arrivato fin sotto i bordi della finestra di Antonio, è proprio incavolato. Come si permette Antonio di pensare che io voglio estorcergli la bicicletta? Per cui arriva sotto la finestra: Antonio! Ehi Pasquale, buongiorno, cavolo! Vai a morire ammazzata tu e la bicicletta! Capite quello che voglio raccontarvi attraverso questa piccola teaching story, metaforina, non dentrina, forina. E questa è una paratossina che non ha niente a che fare con la tossina. E questo così è, se vi pare, così va il mondo. Come dire, vale a dire che molto spesso nella vita, per non dire sempre, accadono chiacchiere, anche calunnie, un'infinità insomma di queste pinzillacchere umane che nascono sul nulla. Non sarebbe semplicissimo parlarsi? Una telefonatina, una chiacchierata fra amici? Chissà se le guerre anche nascono così. Beh, lì no, ci sono anche interessi economici, politici, però in qualche modo la pastura, diciamo, il ragù di una guerra comunque è condito, oltre che dalle armi, anche da queste situazioni come quella di Pasquale e Antonio. Per cui io invito tutta la ridente, ci siamo di nuovo, cittadina di Monterosi, a sorridere, perché il calcio è un gioco, a essere sereni perché la squadra sta bene, perché i momenti difficili possono capitare, e si sa che nei momenti difficili si parla. Meno male che al presidente del Monterosi, che è un mio amico che io conosco, che si chiama Luciano, le cose entrano ed escono perché è un positivo per natura. E adesso arriviamo a Red Rationem,
che uno si dice che cos'è il Red Razione, ma al momento clou, cioè quello della partita di domani con il Lanusei, c'è un precedente che potrebbe portare bene. Anche l'altro anno, dopo 2 sconfitte e un pareggio, con il Lanusei cominciò il filotto di vittorie del Monterosi. Questo è l'augurio che io faccio al Monterosi, al nuovo mister, che credo sia un grande direttore d'orchestra. Mi sembra Muti quando allena. Invito tutti a vedere gli allenamenti e alla serenità dei ragazzi in questa nuova dimensione che dopo tanta fatica siamo riusciti a costruire. Come sempre un augurio a tutte le persone di buona volontà. Viva l'Italia, viva i sacerdoti, gli arbitri, i custodi, i bidelli, le maestre e specialmente i bambini che sono il nostro futuro. Facciamo in modo di poterli aiutare nel modo corretto, non con le calunnie.